stanchi, vero, però siamo felicissimi perché è stata una bellissima, bellissima serata, molto particolare, abbiamo lavorato tanto per realizzarla, veramente abbiamo così prodotto dalle scenografie ai balletti, abbiamo fatto tutto stile anni 50 e anche questa serata è stata una serata di beneficenza. Diciamo che questa sera l'incasso, una parte dell'incasso è stato dirottato per iniziativa 2 e per poter comprare un defibrillatore, per aiutare a poter comprare un defibrillatore per il tribunale. Io non so cosa dire perché devo ringraziare veramente di cuore tutto lo staff, tutte le persone che ci hanno aiutato, tutti quelli che hanno partecipato con tutto il cuore. Non siamo dei professionisti, però abbiamo fatto tutti del nostro meglio e quando c'è l'unione tutti insieme si fanno veramente tante cose. Sì, è stata una stupenda serata, come al solito non avevamo dubbi della nostra riuscita, è una cosa che abbiamo progettato da tempo, ci abbiamo lavorato su e siamo contenti di averla portata a termine. Sarà difficile fare un'altra serata così bella, però ci impegneremo. È stata una bella esperienza e spero che si rifarà al più presto una cosa del genere perché la musica ha la capacità di unire sempre tutte le persone di ogni età. Ringrazio tutti, ci siamo divertiti, sono qua tutto sudato, ma ci siamo veramente divertiti. Bravi, possiamo dirlo, bravi, senza tante prove. Insomma, abbiamo fatto del nostro meglio, sono stati veramente bravi.